Buon pomeriggio a tutti, è iniziata ufficialmente la diretta live per questa finale Under 17 maschile Regione Veneto della stagione agonistica e aggiungo anche un po' travagliata 2020-2021. Alla vostra sinistra si sta scaldando la pallavolo del Volley Treviso, alla vostra destra la QN Padova, e si sfideranno appunto fra poco per aggiudicarsi il primo posto per questa Under 17 maschile Regione Veneto. E finalmente è stata data anche la possibilità, in maniera limitata sicuramente, ma è sempre un inizio, al pubblico di poter presenziare dal vivo il match qui nel palazzetto dello sport di Zanè, in provincia di Vicenza. Oggi proverò a dare il mio contributo per rendere ancora più interessante, ci spero, questa finale che voi appunto vedete online nel sito della FIPA Veneto, e spero di riuscire appunto nell'intento. Vi saluto, sono Alberto Pancera e oggi sono qui con voi per questa telecronaca. E adesso appunto, come vedete, hanno cambiato zona, adesso vedete me, hanno cambiato zona e hanno iniziato a scaldarsi da quella che si chiama P2, dalla posizione 2 in campo. E qui come potete sentire c'è anche lo speaker che sta presentando le squadre per il pubblico e anche per gli atleti, perché anche per loro non è usuale poter giocare una gara con lo speaker, è una cosa che non capita tutti i giorni e oggi invece per loro capita in questa finale di Under 17 maschile Regione Veneto 2021. Numero 14 Filippo Milanese, numero 16 Alessandro Zorzi. E ci siamo, stanno cambiando le maglie gli atleti della Chione di Padova, invece Volley Treviso è già pronto, si sta facendo sentire il pubblico qui in presenza finalmente dopo tanta impossibilità di vedere una partita dal vivo con un numero limitato, però finalmente qualcosa è partito, è ripartito anche da quel punto di vista e vedo le squadre che si stanno caricando, si apprestano per il saluto, sempre senza contatto, con la mascherina. Dai che a mano che le cose migliorano iniziamo a tornare alla normalità, a quella che era la normalità. E come vedete inquadrato appunto adesso gli atleti della QN di Padova che si stanno mettendo in fila sulla riga di 3 metri per il saluto, e con il fischio dell'arbitro in prima inizia il saluto di queste due squadre finaliste. Alla vostra sinistra il Volley Treviso in muta nera e rossa e alla vostra destra in muta bianca la QN Padova. Ci siamo. Qui l'ambiente è carico, è anche un po' caldo ma non troppo, a mio avviso abbastanza ottimale per giocare una gara di questo livello. Foto di rito, perché verrà messa negli annali della FIPA Veneto questa finale come tutte le altre, ma questa del 2020-2021, la stagione, la finale Under 17 maschile. Foto di rito, ecco che si apprestano e si coordinano, qualcuno giù, qualcuno su. E c'è la foto per la QN Padova.
Questa è la prima finale di questa stagione per la FIPA Veneto, qui come dicevo al Palasport di Zanè, cittadina in provincia di Vicenza. E dopo la Chione di Padova adesso tocca al Volley Treviso posizionarsi per la foto di rito, perché anche questa deve rimanere negli annali. La presentazione dei protagonisti di questa finalissima. Ed è fatta anche la foto di rito, quindi veramente adesso manca pochissimo perché l'arbitro fischi l'inizio della gara, partendo appunto È il turno degli arbitri, andiamo a presentare il primo arbitro, Sabrina Giorgio. Sabrina Giorgio, primo arbitro, Il secondo arbitro, Federica Frighetto. Federica Frighetto, secondo arbitro. Abbiamo Barbara Roberto di Contraddugo a tutto lo staff arbitrale. E questi appunto gli arbitri, Adesso amici sono e appena fischia il momento di presentare l'arbitro inizieranno starting six. con gli starting player. Dalla pallavolo Padova scende in campo il capitano numero 25, Francesco Bergamasco. 25 Francesco Bergamasco, primo giocatore della QN Padova. Poi abbiamo Matteo Sartore Numero 28, con il numero 28 Giovanni Favaro, numero 34, con il 34 Luca Stregliotto, numero 40, con il 40 abbiamo Giulio Benetazzo, numero 41, con il numero 41 Matteo Vigato il libero e e con il 46 Nico. con il numero 46 il libero Nicolò Munarini. 42 Marco Scusate, con il numero 42 Marco Geron Alice Biasini. e l'allenatrice appunto Alice Biasini. Questo Dall'altra parte della rete i ragazzi del la formazione che inizierà questo primo set. numero 3 Gioele Per il Volley Treviso scende in campo Gioele Barbon con il numero 3, Mattia Bonifante, con il numero 5 Mattia Boninfante, 9 Mattia con il numero 9 Mattia Filippetti, 12 Edoardo Cunial, con il numero 12 Edoardo Cunial, 14 Filippo con il numero 14 Filippo Milanese, numero 17 con il numero 17 Murilo Massafeli, e con il 6 Samuele il libero con il numero 6 Samuele Ughelini. Ho sbagliato anche questo libero, numero 7 Gabriele Sicco, Scusate, il libero è il numero 7 Gabriele Sicco. ricordiamo anche che E questi giocatori che inizieranno questo primo set per il Volley Treviso. questo incontro ovviamente per gli amici che ci seguono a casa. Ci siamo, vedo pronto al servizio per la QN di Padova il giocatore. Faccio fatica a vedere il numero, fra poco appena lo leggo vi dico chi è il servizio per la QN di Padova. Il numero Siamo pronti amici, prontissimi per la sfida primo e secondo posto. 34 Luca Stregliotto al servizio, e fra poco si inizia questa sfida, questa finale under 17 maschile per la Regione Veneto. Pronto al servizio Luca Stregliotto per la QN Padova, quindi il servizio per la squadra patavina, ed è in questo momento che l'arbitro fischia l'inizio di questo match. Salto flot, servizio buono che mette un po' in difficoltà la realizzazione di Treviso, e c'è il primo attacco di Treviso, ma c'è la difesa della QN Padova, non riesce però a salvare questo pallone Francesco Bergamasco, e primo punto per il Volley Treviso in questo primo set. 1-0 Treviso. Al servizio abbiamo il numero 5 Mattia Boninfante.
salto spin e termina out questo pallone. Parità 1-1, primo punto per la QN Padova grazie all'errore del volley Treviso al servizio. E ora in battuta va il numero 26 Sartore Matteo. Servizio spin per questo atleta, pallone tocca il nastro e c'è un altro errore per il volley Treviso, questa volta un attacco out da parte di Murillo Massafeli e secondo punto per la QN Padova. Ancora il servizio Sartore con il numero 26. Ancora servizio salto spin e trova l'ace in zona 1, mettendo in difficoltà il capitano del volley Treviso Gioele Barbon, e vedete il replay in questo istante, sfrutta anche un po' la penetrazione, la zona di conflitto con la penetrazione dell'alzatore. 3-1 per la squadra guidata da Alice Biasini. Ancora Sartore al servizio, ancora salto spin per lui e ancora servizio in zona 1, ricezione sbagliata del volley Treviso. Non chiude subito Padova, ma ci mette il muro vincente, se non ho visto male, Francesco Bergamasco, e porta a casa il quarto punto. Ancora il servizio Sartore. Ricezione ancora difficoltosa di Treviso. Difesa di Padova. E adesso si parte con il gioco e il contrattacco, difesa, muro, e termina out a questo muro del volley Treviso. Bellissimo scambio, altro punto per la QN di Padova che si porta più 4, 5-1 il parziale in questo primo set di questa finale under 17 maschile. Al servizio ancora Matteo Sartore. Parte subito forte la squadra patavina in questo primo set. Salto spin ancora per questo giocatore, pallone però termina in rete, ne beneficia il volley Treviso che porta a casa il secondo punto di questo primo set, questa volta senza sudare, e si appresta al servizio il capitano Gioele Barbon. Salto spin anche per lui e trova l'ace. Terzo punto per il volley Treviso, si porta a -2 nei confronti della QN di Padova in questo secondo set. Una battuta più di precisione che di forza, va a cercare la zona di conflitto tra la zona 6 e la zona 1. Ancora il servizio Barbon, Gioele. Salto spin ancora, questa volta sforza un po' di più la battuta, non tiene la ricezione e non ci pensa due volte a chiudere questo pallone Edoardo Cunial e a mettere a terra il quarto punto per il volley Treviso. Ricordiamo però che la QN è ancora avanti di una lunghezza in questo primo set. Ancora al servizio il capitano Gioele Barboni. Questa volta prende male il pallone, l'impatto della mano appunto con la sfera non è preciso, il pallone arriva out. Sesto punto per la QN di Padova che si riporta a due lunghezze e va al servizio. Salto spin questa volta. Salva questo pallone, c'è un po' di confusione ancora. Questa volta c'è l'attacco vincente che buca il muro ancora una volta di Conial e si porta di nuovo -1 il volley Treviso. Ricordiamo, questa è la finale under 17 maschile che si sta svolgendo qui nel comune di Zenè, nel palasport di questo comune vicentino. Guardiamo il replay, salvataggio, alzata e buca il muro che è un po' scomposto e trova appunto il punto. Adesso c'è ancora un attacco di Padova, una difesa e un contrattacco di Treviso. Difesa e contrattacco anche della Padova. Questa volta l'errore è patavino, finisce out il pallone, sesto punto ed è parità in questo primo set. Stavo dicendo, stiamo giocando questa finale under 17 maschile,
la prima di questa stagione per la FIPA Veneto. Al servizio abbiamo Mattia Filippelli e salto float per lui. Buona ricezione e buonissimo primo tempo di Matteo Vigato, se ho visto bene, e va proprio al servizio il fautore dell'ultimo attacco vincente. Guardiamo il replay, ricezione veloce dietro e buca il muro l'attaccante Patavino. Si riporta in vantaggio la squadra guidata da Alice Biasini in questo primo set. Piazza il pallone, il volley Treviso, difende e contrattacca la QN di Padova con una pipe che trova il punto e mette il pallone a terra Francesco Bergamasco. Di nuovo più 2 QN Padova in questo primo set. Saluto tutti voi che state ascoltando da casa, anche chi oggi, visto che ho qualcuno che mi scrive, ha festeggiato, ciao, il compleanno in altura. Battuta, ricezione un po' scomposta di Treviso, e però salva questo pallone piazzando in lungolinea Murilo Massafeli e porta a casa il settimo punto. Si riporta a -1 la squadra guidata da Giovanni Cappelletto. E adesso appunto Murillo Massafelli al servizio, il fautore dell'ultimo colpo vincente. Salto spin per lui, piazza un pallone in zona 5, c'è l'attacco murato da parte, attacco di Giulio Benetazzo, viene murato dal muro ben posizionato del volley Treviso. Di nuovo parità 8-8 in questo primo set e ancora al servizio numero 17 Massafeli. Salto spin per lui, sforza un po' di più il colpo, c'è una buona ricezione della QN Padova, alzata dietro, ma c'è un'invasione a muro da parte della squadra patavina dell'azione di attacco. Vediamo il replay e cade, vedo il piede nel campo avversario e quindi si porta in vantaggio per la prima volta il volley Treviso questo primo set 9-8. Al servizio ancora il numero 17 Massafeli, salto spin per lui, ma c'è l'errore e quindi il punto QN Padova e nuovamente parità 9-9. Partito in un buon equilibrio questo primo set tra queste due finaliste. 9-9 appunto il risultato. Al servizio salto float per la QN di Padova il numero 28 Giovanni Favaro, e non si intende in questa azione d'attacco il volley Treviso. Pallone che cade, o meglio che non passa. Di nuovo vantaggio QN Padova, ancora al servizio Favaro, salto float per lui, c'è l'errore di ricezione del volley Treviso, salva in maniera non pulitissima la pallavolo Padova, contrattacco del volley Treviso che tira di tutto braccio e trova il punto, il colpo di Edoardo Cunial. Di nuovo parità 10-10 tra le due formazioni che si stanno giocando questa finalissima. Al servizio abbiamo il numero 12 Edoardo Cunial, il fautore dell'ultimo attacco vincente. Salto float, scusate, salto spin, non forza però il pallone, invece lo forza molto bene chiudendo la diagonale Sartore e mettendo a terra l'11° punto per la QN di Padova. Guardiamo il replay, alzata in zona 4 e chiude molto la diagonale, non riesce a difendere questo pallone volley Treviso. Al servizio salto float per la QN Padova, mette in difficoltà la ricezione di Treviso, ancora attacco da zona 4 per la squadra trevigiana e c'è un altro punto, questa volta messo a segno da Gioele Barboni, il capitano della squadra trevigiana. Di nuovo parità, ancora parità in questo primo set tra queste due formazioni. Al servizio Filippo Milanese per il volley Treviso. Salto float verso zona 1, alzata dietro per Padova e c'è il diagonale vincente, ancora una volta il punto di Sartore.
Al servizio numero 34 Luca Stregliotto per la squadra patavina. Non buona la ricezione del volley Treviso, la salva l'alzatore e il regista campione del mondo anche Mattia Bonifante, e con questo pallone piazzato la QN Padova trova il punto, il 13esimo, il +2, e mi sa che adesso coach Giovanni Cappelletto chiama time out. Sì, lo chiama, mentre state vedendo il replay appunto si sono guardati e appunto chiama time out Giovanni Cappelletto, probabilmente per richiamare maggiormente l'attenzione dei suoi giocatori, che li vede un po' spenti rispetto al solito. Però anche Alice Biasini sfrutta questo momento naturalmente per dare delle indicazioni ai suoi ragazzi. Come vi stavo dicendo, qui per chi si è collegato da poco è la finale Under 17 maschile tra queste due formazioni ormai sempre presenti a queste finali regionali, il volley Treviso e la QN di Padova. Padova che conduce di 2 lunghezze 13-11 nei confronti di Treviso in questo primo set. Al servizio c'è nuovamente Padova con il numero 34 Luca Stregliotto. E porta subito i suoi frutti il time out chiamato da Giovanni Cappelletto. Trova il diagonale vincente, ancora la palla attaccata dal capitano trevigiano Gioele Barbona, che vedete adesso in replay. Al servizio invece abbiamo il regista trevigiano Mattia Boninfante. 13-12 parziale a favore della squadra patavina. Mattia Boninfante con un salto spin mette a terra un ace per la sua formazione, il 13-13, il punto che vale di nuovo la parità. Guardate qui il replay, servizio in zona 1, mette a terra il libero, ancora in battuta Mattia Boninfante, salto spin ancora per lui. Buona ricezione di Padova, prova il primo tempo il regista patavino Giovanni Favaro. Nella seconda soluzione invece chiama in causa Francesco Bergamasco in zona 4, come potete vedere, e trova il money out il capitano patavino. Al servizio salto spin per la QN Padova, e questa volta l'ace lo mette a terra Matteo Sartore. Di nuovo vantaggio Padova, 15-13 in questo primo set. Ecco replay, salto spin e l'ace. Troppo ferme le gambe del capitano trevigiano in questa ricezione. Ancora il servizio Sartore, salto spin per lui. Questa volta il pallone finisce in rete e quindi punto per il volley Treviso, che va in battuta con il capitano Barbon. 15 QN Padova, 14 volley Treviso. Salto spin per il capitano trevigiano, tocca il nastro la palla, alzata in zona 4. C'è la difesa di Treviso, però il pallone che schizza dalla parte opposta a filorete viene messo a terra senza nemmeno pensarci due volte dal numero 41 Matteo Vigato. Quindi di nuovo +2 per la formazione guidata da Alice Biasini in questo primo set. Al servizio QN Padova con il capitano Francesco Bergamasco. Difesa della squadra patavina e contrattacco. Ancora la difesa. Attenzione perché si sono scontrati, sono andati in due. Un giocatore è caduto un po' malino, speriamo non si sia fatto nulla di male. Vedete il replay, vedete, è tutto a posto per Giovanni Favaro, che è quello che aveva preso il colpo un po' più forte, che lo vedete inquadrato, e l'arbitro fa ripetere il punto, fa ripetere l'azione e quindi si rigioca l'azione. 16-14 appunto il risultato per la pallavolo Padova. Al servizio ancora il capitano Francesco Bergamasco.
salto flot. Questa volta abbiamo un'ottima realizzazione a volley Treviso, infatti viene sfruttata per il primo tempo vincente messo a terra da Mattia Filippelli, chiamato in causa dal regista Mattia Boninfante. Ecco qui il replay, ricezione molto positiva del libero Gabriele Sicco, primo tempo e punto. Volley Treviso al servizio, salto flot, ricezione fuori dai 3 metri, quindi palla alta in zona 4, chiude la diagonale, ma c'è la difesa del Treviso e contrattacco. Difesa nuovamente per Padova, che però non riesce a tenere bene il pallone, qui si lamentano un po' del tocco e si conclude con questo attacco out di Massafeli. Vediamo il replay. Boninfante chiama in causa l'opposto da zona 2, ma il pallone termina out. Treviso chiamava un tocco a muro che l'arbitro non ha visto e quindi 17 Padova, 15 Treviso. Altro primo tempo chiamato dal regista Mattia Boninfante e altro punto per i volley Treviso. Questa volta il punto l'ha messo a terra Filippo Milanese. Al servizio si appresta Murillo Massafeli. 17-16 parziale a favore della squadra patavina. Salto spin per il giocatore trevigiano. La ricezione non è per niente buona e ne approfitta subito Milanese per mettere a terra questo pallone che gli arriva alzato in maniera diciamo perfetta dalla ricezione di Padova. Non può naturalmente murare il regista patavino essendo in seconda linea e c'è il time out, questa volta chiamato da Alice Biasini in questo tiratissimo primo set. 17-17 il parziale, nuovamente parità tra queste due finaliste di questo primo set. Finale under 17 maschile qui dal Pallasport di Zanè in provincia di Vicenza. Alberto Pancera sta cercando di farvi percepire cosa sta succedendo con la sua voce qui nel Pallasport tra queste due formazioni. Io credo che ancora il loro livello massimo non sia stato raggiunto, si stanno ancora studiando, devono ancora rodare benissimo questa finale. Non credo sia semplice per loro perché non sono abituati ad avere un pubblico che è da tanto tempo che non rientrava nel palazzetto. Si riprende con il salto spina di Murillo Massafeli e c'è ancora una ricezione errata della QN di Padova e c'è adesso un bel gioco tra le due formazioni che non vogliono far cadere il pallone. Bellissimo questa serie di scambi tra le due formazioni e adesso trova il punto questa volta il volley Treviso. Dopo questo bellissimo scambio si scalda adesso il palazzetto, si scaldano le atlete, si è alzato anche l'allenatore in seconda Salmaso e viene subito richiamato dall'arbitro in seconda perché naturalmente in piedi può stare solo l'allenatore in prima. Adesso gli arbitri si stanno consultando, come dicevo prima del time out la temperatura del match, se si può definire così, non era elevata e invece adesso si sta alzando alla grande. C'è l'arbitro in seconda che sta dando spiegazioni in maniera un po' troppo, secondo me, accesa. La vedo un po' troppo calda sta arbitra, mi dispiace dirlo. E naturalmente adesso vi dico cosa è successo. È stato annullato il punto al volley Treviso. Sinceramente non ho capito per cosa, che da qui non si è capito, probabilmente ci sarà un perché sicuramente, e quindi il punto va alla QN Padova. Si stanno consultando adesso. Giovanni Cappelletto ricorda di mantenere la calma e dall'alto della sua esperienza si pone anche con una maniera abbastanza non troppo accesa, però non sfrutta questa occasione al servizio Giovanni Favaro, buttando out questo pallone. Adesso la tensione e la temperatura si sta alzando del match e speriamo che sia di buon auspicio per aumentare anche il livello del gioco. Al servizio per il volley Treviso, se vedo bene, numero 12 Edoardo Cunial. Salto spin per lui, trova un bellissimo servizio e arriva subito una free ball che viene messa a terra dal capitano Barbon Gioele, che con un po'
di poca sportività va a esultare guardando un po' l'avversario. 19 Volley Treviso, 18 Chiane di Padova. Si porta in vantaggio il Volley Treviso in questo finale di primo set. Ancora il servizio Cunial con il numero 12. Salto spin per lui. Adesso la tensione, ragazzi, si fa sentire, e infatti la sente anche la battuta di questo giocatore che finisce out. 19-19, ancora parità tra queste due formazioni. Al servizio Benetazzo per la QN di Padova. Salto float per lui, sbaglia la ricezione Volley Treviso, prova nel recupero, arriverà una free ball nel campo patavino. Vediamo come verrà sfruttata dalla squadra guidata da Alice Biasini, e viene sfruttata malissimo perché c'è l'errore del numero 34 Stregliotto, che con la foga di chiudere il pallone va a toccare il nastro, quindi è invasione. Si riporta in vantaggio il Volley Treviso, 20-19 per la squadra trevigiana. Ancora il servizio, anzi scusate, non ancora, al servizio milanese. Salto float per lui, discreta ricezione per la QN di Padova, attacco che viene murato ma viene copertura e rigiocata la squadra di Padova. Al secondo tentativo c'è il muro di Barbonna Gioele, che va ancora a esultare guardando l'avversario, un po' troppo poco sportivo questo giocatore. Vedete appunto la tensione c'è, si fa sentire. Ancora il servizio Filippo Milanese, 21-19 il parziale per la squadra trevigiana, che è in battuta con il centrale numero 14. Salto float, buona ricezione per Padova. In attacco numero 25 trova il muro che sporca la palla, rigiocata. Bonifante chiama ancora all'attacco, in attacco il suo capitano. Adesso contrattacco di Padova e termina out questo pallone. 22-19 per Treviso. Sì, 22-19, si porta a più 3, massimo vantaggio per la squadra guidata da Giovanni Cappelletti questo primo set. Adesso è aumentata la tensione e questa tensione sta facendo come vittime la QN di Padova, che fa un po' fatica in questo frangente di set a tenere appunto questo livello di tensione. Ma vediamo, magari mi smentiscono subito, sarebbe anche bello. E infatti trova l'attacco vincente Francesco Bergamasco, il capitano, che interrompe questa serie positiva di Treviso e si riporta a -2. Guardate il replay, c'è il muro out, tecnicamente è arrivato in ritardo il centrale di Treviso, anche perché ha spinto un buon pallone l'alzatore di Padova. Al servizio il numero 34 Luca Stregliotto per la squadra patavina. Salto float per lui e trova un mezzo ace, viene recuperata questa palla e il capitano Barbon l'attacca di tutto braccio. Ottimo pallone per il giocatore trevigiano, buona difesa per Padova, che però butta out questo pallone e riporta a più 3 il Volley Treviso. Lo riporta sì, perché questo errore beneficia il Volley Treviso del 23esimo punto. Altro time out chiamato da coach Alice Biasini in questo primo set, partito un po' in sordina e poi verso circa i 2/3 del match si è scaldato alla grande e adesso appunto la partita è molto tirata, più psicologicamente che fisicamente, però questo sicuramente, anzi mi auguro, potrà far correre maggiormente questi atleti e farli sentire ancora di più questa finale, in modo che possano mettere a terra tutte le loro potenzialità e le loro azioni migliori. Al servizio Volley Treviso con il capitano, scusate, con il regista Mattia Bonifante, campione mondiale con la sua categoria nella nazionale italiana. Salto spin per lui, bellissima battuta che non riesce a tenere il QN di Padova, finisce a filorete questa palla e la mette a terra il Volley Treviso grazie al braccio di Mattia Filippelli. Guardate qui il replay, 24-21 set point, 4 ma il primo è in mano a Mattia Bonifante. Salto spin, probabilmente forzerà il pallone ed è così. Buca ancora la ricezione patavina, palla in banda, muro, ricopertura e chiude questo pallone il numero 9 Mattia Filippelli. 25-21 si aggiudica questo primo
set della finale under 17 maschile, il Volley Treviso. Si chiude un primo set caldissimo, ricco di emozioni e molto agonistico in campo. E c'è adesso il cambio campo. Come dicevo, è stato ricco di emozioni, soprattutto nel finale. Questo set si è scaldato appunto diciamo per un'azione un po' combattuta, e poi da lì appunto la tensione si è alzata di colpo e ha fatto un po' vittime la QN Padova. Peccato che non ha saputo gestire questo il vantaggio che aveva avuto fino in quel momento, addirittura portandosi, se non ricordo male, a +4, ma questo è inizio set. 1-0 invece per il Volley Treviso, ma fra poco comincia il secondo set, quindi 0-0. Questo è il bello della pallavolo, ci si può rigiocare tutto. Ci vediamo dopo. Alberto Pancera e cerco appunto di fare in modo di portare un po' di quello che sta succedendo qui alla Palasport di Zanè in provincia di Vicenza in questa finale under 17 maschile. È da poco terminato il primo set, 25-21 a favore della squadra trevigiana, il Volley Treviso, però adesso si ricomincia, tutto da rifare. Questo è il bello della pallavolo, possibilità di riprendere e ribaltare anche. Al servizio per il Volley Treviso numero 5 Mattia Bonifante, cerca un pallone corto e trova subito l'ace, il giocatore del Volley Treviso, e parte forte come era terminata la squadra trevigiana guidata da Giovanni Cappelletto. Primo set, per chi si fosse collegato da poco, diciamo all'inizio partito un po' in sordina, le squadre si studiavano, forse non avevano ingranato, dovevano prendere le misure non solo della partita ma anche del contesto, perché col pubblico è da un bel po' che non giocano, e poi grazie a un'azione anche un po' contestata nel finale si è accesa la partita e il livello è aumentato. Scusate, ecco un altro ace di Bonifante al servizio, questa volta pallone nella parte lunga del campo. 2-0, forse è ancora tramortita la QN Padova dopo questo finale di primo set, ha mantenuto il vantaggio quasi tutto il set, poi Volley Treviso ha ingranato una marcia in più, sì proprio spenta la QN Padova. 3 servizi del campione del mondo Mattia Bonifante e 3 ace per il Volley Treviso. Guardate, leggero accenno, è bravo anche a trovare la zona di conflitto sicuramente, però forse ha subito un colpo forte QN Padova.
che non sarebbe giusto visto che è riuscita a mettere sotto Treviso quasi tutto il primo set. Ancora il servizio Mattia Bonifante, e questa volta la ricezione di Padova c'è, alzata e attacco che termina out del numero 26 Matteo Sartore, 4-0, e si appresta Bonifante a effettuare il suo quinto servizio. Salto spin, prova una palletta, c'è una buona ricezione della Chioniere di Padova, attacco e adesso contrattacco del volley Treviso, termina out questo pallone colpito da Massafelli, e primo punto della Chioniere di Padova in questo secondo set della finale under 17 maschile. Al servizio abbiamo Matteo Sartore con il numero 26. Salto spin anche per lui, colpisce molto forte il pallone, buona ricezione del libero trevigiano, infatti sfrutta subito questo pallone Bonifante per alzare al centro. C'è una buona difesa che di Padova, che sfrutta con un contrattacco vincente grazie al colpo di Francesco Bergamasco. Quindi si sveglia dal torpore iniziale la Chioniere di Padova e va al servizio nuovamente con Sartore, a 2 lunghezze solo dal volley Treviso in questo secondo set. Ancora salto spin per Sartore, altro bellissimo servizio, questa volta non tiene la ricezione di Treviso, contrattacco e primo tempo non vincente, out di Matteo Vigato. Ringrazia il volley Treviso, questo pallone di solito da mettere a terra e invece è andato messo sia a terra ma out. Quinto punto per il volley Treviso, si riporta a +3 e va in battuta il capitano Gioele Barbon. Salto spin per lui, se batte come ha fatto finora, infatti è così, colpisce il pallone con poca forza e cerca appunto l'ace che trova in zona 1 e chiama subito time out Coccia, dice Biasini. Ecco qui il replay, colpisce la palla, la fa cadere, scivola all'indietro il capitano Francesco Bergamasco. Vedete inquadrato Giovanni Cappelletto che dà indicazione ai suoi giocatori. Adesso termina il replay appunto. Adesso vedete inquadrato Alice Biasini che sta cercando di spiegare il fondamentale della ricezione e come riposizionarsi. C'è sempre bisogno di ricordarlo a questi ragazzi. È un modo anche per stemperare la tensione e farsi sentire e far capire la propria presenza da allenatori. 6-2 parziale, +4 volley Treviso in questo secondo set. Partita molto forte, la squadra guidata da Giovanni Cappelletto, un po' complice anche la Chioniere Padova. Al servizio ancora il capitano Barbon. Salto spin per lui, vediamo se colpirà la palla forte o piano. La piazza anche questa, arriva una mezza free ball per il volley Treviso. C'è un bel muro della squadra patavina. Adesso da zona 4 Bonifante invece chiama zona 2 e trova appunto il punto attraverso la mano di Massafelli. Guardiamo il replay, questa volta è dietro l'attacco, il muro è scomposto, o meglio in ritardo, e trova lungo linea libera che tira tutto braccio, non riesce a tenere la difesa. Settimo punto per il volley Treviso, ancora il servizio Barbon, salto spin per lui, ricezione staccata da rete, alzata alta in bagger, si posiziona bene il muro di Treviso, piazza però bene il pallone la squadra patavina e mette in difficoltà la difesa trevigiana, che poi termina questa azione con un pessimo attacco di Barbon in rete da seconda linea. Lo richiama appunto Giovanni Cappelletto, questo pallone a mio avviso non era da svegliare. Terzo punto per la Chioniere di Padova che va al servizio con il numero 25 Bergamasco, il capitano. Primo tempo di Treviso che viene difeso molto bene dalla Chioniere, contrattacco, colpisce male il pallone Favaro Giovanni che termina out. Ringrazia volley Treviso e si porta nuovamente a +5, 8-3 il parziale. Al servizio il numero 9 Mattia Filippelli. Salto flot, brutta ricezione del Padova che però riesce ad effettuare l'attacco. Contrattacco per Treviso, altra azione, alzata del libero e attacco vincente questa volta al secondo tentativo del numero 40 Giulio Benetazzo. Ecco qui, questo è il replay dell'azione precedente.
Punto per la Chiesa di Padova. Al servizio Matteo Vigato. Buona ricezione del volley Treviso. Bonifante chiama in attacco il numero 12. Buona difesa e contrattacco adesso della QN di Padova, che però gestisce male questo pallone a rete, va su e lo chiude Milanese. Guardiamo il replay. Non va convinto il centrale patavino e invece va con due mani quello trevigiano e ha la meglio e porta a casa il nono punto. 9-4 parziali in questo secondo set. Salto spin per il volley Treviso. Buona ricezione per Padova e lungo, linea vincente, bellissimo colpo in intrarotazione. Guardate qui il replay come c'è l'incrocio di braccio per cercare il lungo linea da parte di Giulio Benetazzo. Bellissimo, bellissimo colpo. Al servizio QN Padova, salto flot. Termina out di tanto anche questo pallone da parte di Giovanni Favaro. 10° punto di nuovo, più 5 per la formazione trevigiana, che va in battuta con il numero 12 Edoardo Cunial. Servizio spin per questo atleta, trova il nastro alla palla, viene ricevuto molto bene e c'è la difesa che però viene, come si suol dire, spezzata, spigolata, la difesa di Gabriele Sicco da parte dell'attacco vincente di Matteo Sartore. 10-6 il parziale. Al servizio il numero 40 Giulio Benetazzo. E c'è un altro errore al servizio della squadra patavina e un altro punto per il volley Treviso, l'11°. 11-6 il parziale. Adesso in battuta finisce Filippo Milanese. Salto flot per lui, il servizio è buono, anche la ricezione. Alzata corta, chiama appunto l'attaccante in attacco in maniera un po' più stretta verso il centro del campo, difende entrambi i palloni volley Treviso, prima con il muro e poi appunto con la difesa, e contrattacca con il capitano Barbon che mette a terra questo pallone. Come vedete al replay, il muro non chiude bene la parallela e lui la sfrutta colpendo la parte libera del campo. Al servizio ancora Milanese. Salto flot per lui, buon servizio, mette in difficoltà la ricezione di Padova che deve per forza, bruttissimo questo salvataggio di questo pallone, scusate, è partito l'esclamazione, però era fattibilissimo salvarla. E trova il punto la QN Padova, che va al servizio con Luca Stregliotto. 7 per la QN Padova, 12 per i volley Treviso. Bellissimo questo servizio flot, palla ricevuta staccata da rete, attacca da seconda linea Massafeli, contrattacca Padova che trova però il muro granitico di Treviso. Se ho visto bene lo mette a segno Filippelli e chiama subito il time out Alice Biasini. È già il secondo time out chiamato dall'allenatrice di Padova in questo secondo set. Sta dominando questo secondo set il volley Treviso nei confronti della QN di Padova, a differenza appunto del primo che è stato combattuto e molto equilibrato fin quasi il termine del set da entrambe le formazioni. Poi ha preso il largo il volley Treviso e appunto dal termine del primo set fino adesso sta mantenendo un vantaggio abbastanza interessante e ampio. 6 punti adesso le lunghezze di distacco tra queste due formazioni finaliste in questa Under 17 maschile Regione Veneto. Questo è il secondo set, 3-17 al servizio. Abbiamo il numero 9 Mattia Filippelli. No, scusate, era Bonifante al servizio che chiama in causa il suo centrale Filippelli, che mette a segno questo primo tempo vincente. Guardate, bellissima questa azione, la gira molto bene per eludere il muro e trova anche quasi la linea con questo pallone. Ancora il servizio Mattia Bonifante,
salto spin per lui, bellissimo questo servizio, infatti non riesce a tenere la ricezione la Chioniere di Padova, non è al massimo l'appoggio di Mattia Filippelli e l'attacco poi termina anche out. Termina out questo pallone colpito da Murilo Massafelli. Ringrazia la squadra patavina che va al servizio con il numero 26 Matteo Sartore. Bellissimo questo servizio, trova la zona di conflitto con tutto braccio, arriva una free ball per la squadra patavina e c'è la ricostruzione del gioco, palla in 4, muro a 1, attacco e diagonale vincente per la Chioene di Padova da parte del capitano Francesco Bergamasco. Punto numero 9 per i ragazzi di coach Biasini. Si procede ad asciugare il campo. 15-9, ha rosicato una lunghezza la Chioene di Padova che va ancora al servizio con Matteo Sartore. Qui tutti ci auguriamo che il match possa essere il più combattuto possibile, perché così, come dicevo precedentemente, i ragazzi riescono a dare il massimo quando sono sotto pressione. Tutti diamo il massimo sotto pressione, una pressione positiva. Ancora il servizio Sartore, salto spin per lui, trova il nastro, passa questo pallone, ricezione staccata da rete, viene chiamato in causa Barbon che trova il muro out con questo attacco in zona 2. Guardiamo replay, Bonifante appunto alza di dietro, molto precisa l'alzata, trova la mano scomposta del centrale Vigato di Padova. Barbone al servizio, salto spin per lui. Non forza questo pallone, viene ricevuto molto bene da Padova che trova questa volta Vigato con un primo tempo di tutto braccio che buca il muro e porta a casa un altro punto per la Chioene Padova. Guardate qui, spacca il muro. Inutile la copertura che era presente del volley Treviso, questi palloni non ti arrivano addosso, non li prendi. 15-10 parziale, mantiene le 5 lunghezze di distacco il volley Treviso. Vediamo. Questa volta il primo tempo finisce out. Grazie. Ringraziano casa Chioene e il pallone lo tira fuori Filippelli. Come vedete nel replay si porta a -4 Chioene Padova, servizio positivo e trova un altro money out al volley Treviso, questa volta grazie a Edoardo Cuniali. Si riporta a +5 la formazione guidata da Giovanni Cappelletto in questo secondo set. Ecco il replay, ancora un money out. Naturalmente non è facile arrivare a muro per Vigato quando l'alzatore inizia a spingere il pallone. Al servizio Filippelli, salto flot per lui. La realizzazione a filorete, riesce a tenerla molto in gioco e a tenerla bene il regista Patavino e la mette a segno il capitano, scusate, il numero 26 Matteo Sartore, no, il numero 40 scusate, Giulio Benetazzo. Vigato Matteo al servizio in questo momento. 16-12 il parziale in questo secondo set. Errore al servizio, ringrazia il volley Treviso che si riporta a +5 senza faticare, e va in battuta con il numero 17 Murilo Massafelli. Mi pare salto spin per lui, sì. Forza un po' il pallone, si scatta la ricezione del Chioene di Padova, viene difesa molto bene questa palla. Trova invece il muro aperto e lo sfrutta Giovanni Favaro. Guardate il replay, il pallone, se ho visto bene, passa in mezzo al muro, questo è eccolo lì, 13° punto per la Chioene Padova che si riporta a -4. Battuta flot che mette in difficoltà la realizzazione trevigiana, alzata la palla in zona 4, trova il muro di fronte Edoardo Cuniala della Chioene di Padova che gli blocca la strada. Chioene Padova adesso ha rosicato un'altra lunghezza di svantaggio a Treviso e si porta a -3 in questo secondo set. Si sta riprendendo la squadra patavina questo secondo set per provare a giocarselo fino alla fine. Trova una seconda linea vincente però questa volta.
Mattia Bonifante attraverso il braccio pesante di Massafelli. Eccolo qui il replay, sporcata la palla dalle mani del muro, finisce out. 18-14, si riporta più 4, vuole Treviso e va al servizio con il numero 12 Edoardo Cunial. Salto spin anche per lui, sforza molto questo pallone nella zona di conflitto, la ricezione resta alta, però staccata da rete, contrattacco del volley Treviso e muro, punto della Chioene che si riporta nuovamente a -3, 15 Padova, 18 Treviso. Viene murato dal centrale, se ho visto bene, Luca Stregliotto, e dà delle indicazioni Alice Biasini al suo giocatore al servizio Giulio Benettazzo. È stato asciugato il campo perché si era bagnato nell'azione precedente, è importantissimo asciugarlo in modo che gli atleti non possano scivolare e rischiare di farsi male. Salto flot per il giocatore patavino che mette in seria difficoltà la realizzazione trevigiana. Free ball per Padova, vediamo se la sfrutta al meglio per portarsi ancora più vicini, e infatti trova il money out, 16° punto per la Chioene Padova, e come dicevo poco fa Rosicchia, scusate, un altro punto al volley Treviso e si porta a -2. Eccolo qui il muro auto, non chiude bene le mani verso il campo, chiama subito time out Giovanni Cappelletto, lo vedete abbastanza acceso perché sta dicendo delle indicazioni ai suoi e dando un po' di energia, sicuramente che ha visto un po' mollare, forse questa partenza razzo della squadra trevigiana ha fatto un po' accomodare, come si suol dire negli allori, i giocatori di Treviso, mentre Padova è stata molto brava a crederci e a mettere e a fare il suo piano piano, punto su punto, e adesso si è riportata a 2 lunghezze. Vediamo se Treviso adesso riaccelera o se Padova riuscirà a prendere. Bellissimo finale anche di questo set, il secondo di questa finale regionale under 17 maschile. Salto flot ancora per il giocatore patavino, peccato che questa palla finisca in rete da parte di Giulio Benettazzo. Ringrazia il volley Treviso e porta subito i suoi frutti, il time out chiamato da Giovanni Cappelletto. Si riporta a +3 volley Treviso dal servizio con Filippo Milanese. Salto flot per lui, se ricordo bene. Eccolo qui, buona ricezione per Padova che appunto la sfrutta subito con il primo tempo vincente di Luca Stregliotto e si riporta a -2. Rivediamo il replay, anticipato moltissimo e buca con tutto braccio la difesa trevigiana. Va proprio al servizio il fautore dell'ultimo attacco vincente, Luca Stregliotto. Salto flot per lui, ricezione sbagliata di Treviso, non la chiude subito la Chioene di Padova, preferisce contrattaccare. Arriva un'altra free ball a Padova, vediamo se la sfrutta. Con un po' di fortuna la sfrutta e molto bene. 19-18 il parziale, mette a terra questo pallone Matteo Vigato con un tip, con un pallonetto. Ecco, con la mano sinistra la carezza questo pallone e si porta a -1, 19-18. Adesso psicologicamente il vantaggio mi verrebbe da dire che ce l'ha la Chioene Padova, perché appunto ha recuperato un gran svantaggio, addirittura era andata a +6 e infatti adesso la tensione la sente tutta Treviso. 19-19, si scalda il tifo patavino perché ha capito che la squadra adesso ha riaperto ufficialmente il set, questo secondo combattutissimo set, e ancora il servizio Luca Stregliotto. Salto flot per lui, bravo che non sbaglia il servizio, mette anche in difficoltà la realizzazione trevigiana. Ancora Barbone in attacco che non si sente di sforzare il pallone anche perché è a filo, però trova l'invasione il capitano trevigiano, la palla era un po' a filo. 20-19, sorpasso della Chioene di Padova, eccolo lì, adesso qua non si riesce a vedere, però se l'arbitro l'ha chiamata vuol dire che l'ha vista. 20-19, si porta in vantaggio per la prima volta in questo secondo set la Chioene di Padova, che va ancora al servizio con Luca Stregliotto. Salto flot per lui, ancora una battuta molto buona, lunga, mette in difficoltà la realizzazione Treviso, un po' in panne. Barbon salva questo pallone, contrattacco di Padova, vediamo se trova il punto. Muro di Treviso, bellissimo questo scambio, contrattacco, tira di tutto braccio, difesa di Treviso, di nuovo contrattacco
e mette a terra questo pallone Joele Barbon, interrompe questa serie positiva della Chiojene di Padova. Bellissimo questo scambio, adesso si sta alzando la temperatura, caspita, solo alla fine del set, vogliamo vedere tutto il set così ragazzi, dai ragazzi, state giocando una finalissima. Al servizio il regista Mattia Bonifante, bellissima battuta, però buona ricezione di Padova che adesso attacca di tutto braccio ma termina out questo pallone e si riporta in vantaggio il volley Treviso. 21-20, guardiamo il replay, chiama un tocco la squadra patavina che non c'è. 21-20, sorpasso del volley Treviso, bellissimo questo finale di secondo set, ancora il servizio, Mattia Bonifante, salto spin per lui, tira di tutto braccio, buonissima questa battuta, buona anche la ricezione. E c'è una buona ricezione del capitano Francesco Bergamasco che poi va subito ad attaccare e buca la difesa, buca le mani del libero Gabriele Secco. 21 pari, di nuovo parità in questo secondo set, molto combattuto, imbattuto. Matteo Sartore per la Chiojene Padova, salto spin per lui, prende il nastro, passa, c'è la copertura e il contrattacco, scusate, l'attacco del volley Treviso messo a segno da Murilo Massafeli. Secondo me qui Padova ha un po' dormito, non è andata, no, sbaglio, scusate, no, aveva fatto bene tutto, però non era basso nella difesa al libero, chiedo scusa. E adesso c'è Barbona al servizio per volley Treviso che è in vantaggio di una lunghezza 22-21, è sbagliata naturalmente la grafica, c'è una free ball per Treviso, vediamo se la sfrutta oppure no per portarsi a +2 e non la sfrutta per niente, termina out questo pallone, la foga di Edoardo Cunial si spegne fuori dalla linea del campo, ringrazia Chiojene Padova. 22-22 e adesso abbiamo al servizio il capitano Francesco Bergamasco per la Chiojene, salto float, buona battuta, anche buona ricezione, ancora alzata in zona 4, questa volta mette a segno il punto Edoardo Cunial e il 23-22, di nuovo vantaggio per il volley Treviso. Guardiamo il replay, ecco lì, muro scomposto e infatti spinge questo pallone Bonifante, mette in difficoltà Vigato e trova appunto il punto di Cunial. Al servizio abbiamo Mattia Filippelli, salto float anche per lui, buona battuta, pessima ricezione del Chiojene di Padova, trova l'ace. 24-22, guardiamo il replay e c'è un altro set ball per il volley Treviso. Complimenti alla squadra trevigiana perché ne è venuta fuori bene in questo momento in cui la Chiojene di Padova aveva ripreso in mano il set e addirittura era passata in vantaggio. Ancora al servizio Filippelli, attacco di Padova, difesa e contrattacco del volley Treviso che trova attraverso il suo capitano Joele Barbon la pipe vincente e si chiude questo secondo set 25-22. Guardate il replay, pipe 25-22, quindi 2-7-0 per il volley Treviso. Ancora cambio campo tra queste due formazioni che si stanno giocando questa finalissima, livello tecnico molto buono tra questi ragazzi, l'intensità per la maggior parte del set non è altissima, ma forse io la percepisco da qua su così. Verso invece il finale di entrambi i set aumenta in maniera esponenziale e iniziano le giocate proprio a cardiopalma, come si suol dire. Mi prendo un attimo di pausa e ci vediamo nel terzo set. Rieccoci qui, sta per riprendere nuovamente questa finale
Sta per iniziare il terzo set dell'Under 17 maschile, finalissima della FIPAV Veneto, tra la QN di Padova nello schermo alla vostra destra e il Volley Treviso alla vostra sinistra. Come stavo dicendo, il parziale è di 2-0 a favore del Volley Treviso. 25-21 è terminato il primo set, 25-22 il secondo, 0-0 per il terzo set. Al servizio per la QN Padova Luca Stregliotto, salto float per lui, buona ricezione a Volley Treviso. Bonifante chiama il centrale in attacco, trova la difesa della QN di Padova e contrattacca, piazza questo pallone, altro contrattacco del Volley Treviso, questa volta da parte del suo opposto, muro di Padova, copertura di Treviso e ancora attacco del Volley Treviso tramite pallonetto del capitano Barbon. Ricontrattacca il pallone, trova dopo questo scambio bellissimo il punto alla QN di Padova attraverso il numero 26 Matteo Sartore. Ecco il replay, buca il muro, trova anzi il muro che non è attaccato molto bene, infatti vedete nel replay che si scusa il centrale Mattia Filippelli. Primo punto QN di Padova, ancora salto float per Sartore. E questa volta Barbon tira di tutto braccio e con la complicità del muro trova il primo punto del Volley Treviso. Guardate, Bonifante alza la palla in zona 4, Barbon tira di tutto braccio e appunto trova il punto 1-1. Al servizio il regista campione del mondo Mattia Bonifante. Salto spin per lui, tira di tutto braccio, tiene la ricezione di Padova ma non l'alzata del regista Giovanni Favaro, che trova il fallo. Secondo punto in questo secondo set per la squadra trevigiana, 2-1 il parziale di questo set. Ancora il servizio Mattia Bonifante, salto spin per lui, prova la palla corta, fermissima la ricezione della QN Padova, a colpo d'occhio sembrava più di 1 metro il pallone caduto dal giocatore. Sì, ace e terzo punto per il Volley Treviso. Parte subito forte la squadra guidata da Giovanni Cappelletto in questo terzo set. Ancora in battuta Mattia Bonifante, salto spin per lui, tira di tutto braccio questa volta, tiene bene la ricezione di Padova, bruttissima l'alzata ancora di Favaro, trova un altro fallo il regista Patavino su 3 palloni toccati. Sembra andato un po' in tilt. Cosa succede? Dai Alice, scaldami, spronami questo giocatore, voglio vedere un terzo set caldissimo. 4-1 il parziale, ancora Bonifante al servizio, salto spin per lui, tira di tutto braccio, c'è la ricezione, c'è l'alzata, l'attacco e trova il punto con questo colpo il capitano Francesco Bergamasco, che interrompe questa serie positiva del Volley Treviso. Anche qui il replay, non forza il pallone, la fa cadere davanti alla difesa, un po' ferma. Vedete Giovanni Cappelletto, allenatore del Volley Treviso, che un po' si arrabbia perché si poteva prendere questa palla. Salto, spin, tira di tutto braccio, trova la rete, passa, c'è la ricezione alzata e attacco in lungolinea. Buona la difesa della QN, arriva una free ball per Treviso, vediamo se la sfrutta. Di nuovo attacco di Murillo Massafelli, terzo attacco di fila. Bonifante lo chiama, quarto attacco di fila e c'è alla quarta volta la meglio. Infatti vedete Bonifante che gli dice dai, forse voleva dirgli se non devo alzartela 4 volte prima di fare il punto lo preferirei. Vedete, trova la mano esterna del muro out. Cos'è il quinto punto per il Volley Treviso? 5-2 il parziale. Al servizio il capitano Barbon, salto spin anche per lui, la tira la palla, buca un po' la ricezione ma forse riesce a recuperare la QN di Padova. Sì, arriva una free ball per il Volley Treviso, la prende libero come da manuale, palla più e veloce al centro e punto messo a terra da Mattia Filippelli. Questa è stata l'azione manuale, la free ball la prende il libero, la mette giusta e quindi si può giocare anche da veloce, che Bonifante decide di giocare. Chiama time out Alice Biasini della QN di Padova, l'allenatrice, per spronare i suoi in questa partenza ancora razzo del Volley Treviso. 6-2 il parziale della squadra trevigiana nei confronti di quella patavina. È partita molto forte la vincitrice degli altri 2 set, come nel secondo set appunto, però speriamo che possa succedere almeno
quello che è successo nel terzo set, cioè che la QN è riuscita a recuperare e riaprire il set e ad aumentare quindi anche l'intensità di gioco, perché se la partita è aperta sicuramente i giocatori riescono a dare il massimo e noi è quello che vogliamo vedere. Sicuramente qualcuno di voi vuole vedere vincere una squadra piuttosto di un'altra, però in qualsiasi caso vogliamo vedere una grande pallavolo. Barbone ancora il servizio, salto, spin per lui e c'è l'errore. Di solito non si sbaglia mai dopo il time out, infatti lo richiama Cappelletto e invece trova appunto il punto Alice Biasini, quindi porta bene il time out. Al servizio salto flot per il capitano Francesco Bergamasco e c'è subito il primo tempo vincente di Filippelli che mette a segno il settimo punto per il volley Treviso. Si riporta più 4 la formazione guidata da Giovanni Cappelletto. E si fa sentire anche il tifo che potete vedere sugli spalti. Appunto da questo weekend c'è la possibilità in maniera limitata di rientrare nei palazzetti e vedere le partite dal vivo. Finalmente salto flot per il volley Treviso in battuta, attacco che trova il muro aperto Giulio Benetazzo e il punto per la QN Padova. Quarto punto, meno 3. Ecco il replay, trova il muro molto aperto, non si chiude, si parlano infatti i due giocatori trevigiani. Ancora il servizio Matteo Vigato, salto flot per lui, tocca il nastro, c'è la ricezione del volley Treviso, palla alta, arriva all'opposto ma trova l'invasione nell'autocopertura di Massafeli e quindi altro punto per la QN Padova, il quinto, e si porta a meno 2. Ecco qui l'autocopertura con le spalle va a urtare il nastro della rete, quindi è fallo, punto per l'avversario. Ancora battuta di Vigato, ancora ricezione in Treviso, attacco, mani out, se ho visto bene, da parte di Edoardo Cunial. Eccolo qui il replay. Attacco un po' con un salto verso l'indietro, si aspettava probabilmente l'attaccante una palla un po' più corta. 8-5 il parziale, di nuovo più 3 per il volley Treviso che va al servizio con il numero 17 Massafeli. Salto spin per lui, però la palla finisce out e non di poco, almeno di 3 metri, sono un 4. Ne beneficia la QN di Padova che si riporta a meno 2 senza faticare e va al servizio con Giovanni Favaro. Salto flot per il regista Patavino che trova un buon servizio, viene ricevuto anche molto bene. Infatti questa ricezione, che in gergo si dice più, viene sfruttata dal regista Mattia Bonifante per fare un primo tempo con Milanese. Eccolo qui, e Milanese non ci pensa due volte, trova anche un po' la complicità della difesa sporcata del libero Marco Geron di Padova. Ancora in battuta Edoardo Cuniale e trova l'errore al servizio il giocatore numero 12 volley Treviso. Questa battuta spin si insacca nella rete, non passa neanche nel campo avversario. Settimo punto per la QN di Padova. Ancora 2 lunghezze di distacco tra queste due formazioni. Luca Stregliotto in battuta, salto flot per lui, buona battuta, palla un po' staccata, quindi il centro non attacca Barbon che trova il muro, però trova anche la copertura dei suoi compagni e c'è l'attacco anche da parte di Massafeli che fa un'autocopertura e questa volta la mette giù Mattia Boninfante. Massafeli era a terra e ci pensa il regista sull'alzata in bagger di Barbon. Guardate, il Padova dice non andiamo a muro e invece Boninfante la tira e quindi è un po' più difficile senza muro difendere. Decimo punto, di nuovo più 3 per la squadra trevigiana che va al servizio con Milanese. Filippo, salto flot per lui, battuta molto buona, palla staccata, quindi appunto il centro non attacca, si attacca da zona 2, muro a 3 addirittura e c'è la chiusura di Barbon. Ecco il replay, mi pare, muro a 3 addirittura, guardate, molto composti, il pallone non passa, c'è una barriera davanti. Di nuovo più 4, volley Treviso, 11-7, in battuta Filippo Milanese, salto flot per lui,
trova una buona battuta e una non buonissima ricezione e un contrattacco da seconda linea di Massafelli, viene difesa e contrattacca Padova, guerra tra opposti, adesso invece attacca Barbone e mette a terra questo pallone il capitano trevigiano. Dopo questo scambio molto interessante, non accesissimo ma interessante, non so cosa si lamenti da QN Padova. Ah sì, chiedeva una dai Alberto, così la facciamo, chiedeva un'invasione. 12-7 parziale più 5, volle Treviso, ancora il servizio Filippo Milanese, ancora salto flot per lui, vediamo se mantiene la continuità del servizio e mette la pressione nel campo avversario. Buona la ricezione, alzata in banda, attacco di tutto braccio, muro out da parte dell'altro capitano, quello di QN Padova, Francesco Bergamasco. Interrompe questa serie positiva del volley Treviso il capitano Patavino con questo attacco e si porta a -4 la QN in questo terzo set. 12-8 il parziale in questo set, 2-7-0 a favore del volley Treviso. Al servizio abbiamo il numero 34 Luca Stregliotto. Buona difesa di Padova, vediamo il contrattacco, c'è il muro, la copertura, ancora un'alzata, ancora un attacco da parte di Francesco Bergamasco che al secondo tentativo trova il punto, si arrabbia il coach Giovanni Cappelletto, vediamo il replay, si arrabbia perché si stanno guardando un po' troppo in difesa invece di buttarsi. Ha ragione, si accorcia la differenza dei punti tra queste due formazioni. Ancora al servizio Stregliotto, 3 le lunghezze di distacco tra le due finaliste. Bonifante gioca di prima, anzi di seconda, subito tocco pulito, non si accorge di niente la QN Padova, guardate il replay e questo pallone cade a terra. 3-19, di nuovo più 4, volley Treviso, il fautore dell'ultimo punto vincente Mattia Bonifante in battuta, salto spin per lui, pallone che si insacca in rete e 10° punto, doppia cifra anche per la squadra patavina in questo terzo set. In battuta Matteo Sartore. Salto spin per lui, vediamo se forza e forza molto bene questa ricezione che non viene tenuta, però forse viene recuperata, ma questo bugger finisce out questo pallone di Edoardo Cugnal. Questi errori fanno capire la tensione che c'è in campo tra queste due formazioni. 13-11 il parziale, si porta a -2 la QN di Padova, ancora in battuta con Matteo Sartore, salto spin per lui, tira di tutto braccio, trova una buonissima battuta, infatti mette un po' in confusione il volley Treviso che mette questa free ball, vediamo se viene sfruttata. Attacco al centro, primo tempo vincente, la sfrutta al meglio la QN di Padova per mettere a terra il -1, 13-12, vediamo il replay, ecco qui, primo tempo messo a terra da Matteo Vigato e chiama subito time out coach Giovanni Cappelletto perché capisce che la squadra avversaria si sta svegliando e sta recuperando questo set. L'equilibrio psicologico nella pallavolo è un fattore estremamente determinante, soprattutto quando il livello tra le due squadre quando si incontrano è molto vicino, e quindi appunto vuole interrompere un attimo questa serie positiva. Giovanni Cappelletto ci prova della QN di Padova e anche prova un po' a smuovere i suoi giocatori da questo leggero torpore. Ripeto, è sempre una questione di equilibri e anche di forza in campo. La QN sta facendo molto bene, naturalmente più alza il livello l'avversario più è difficile per la squadra controbattere. Ancora il servizio Matteo Sartore, salto spin per lui, time out e c'è l'errore, eccolo qui. Avevo appunto chiamato il time out appunto per dire non si sbaglia la battuta dopo il time out e invece l'errore è arrivato, ne beneficia il volley Treviso che si riporta a +2, 14-12 parziale e va al servizio con il capitano Gioele Barboni. Salto spin anche per lui, vediamo se tirerà il pallone o se cercherà un colpo di precisione per cercare una determinata zona. Vanno a cercare il libero che tiene il pallone, viene alzata dietro, palla un po' più corta, ma il muro di Treviso non si fa sorprendere e si fa trovare pronto per non far passare questo pallone e farlo cadere nel campo avversario. Eccoli qui, arrivano molto bene, si chiude
e le mani di Mattia Filippelli non fanno passare il pallone. 15° punto, di nuovo più 3, Barbone al servizio, salto spin per lui, piazza anche questo servizio, ancora palla dietro, trova il tip, il pallonetto vincente, il capitano Francesco Bergamasco. 15-13 parziale. 15-13. Salto flot per il capitano Francesco Bergamasco. Attacco di Treviso, difesa di Padova, ancora alzata in zona 2. Attacco di Padova e la difesa di Treviso non tiene questo pallone, ne beneficia la Chione di Padova che mette a segno il 14° punto, il -1 in questo set terzo che si è aperto per bene. 15-14 per il Volley Treviso, il capitano Bergamasco in battuta, salto flot, battuta giusta, ricezione staccata, palla in banda, difesa che finisce il campo avversario, quindi rigioca la palla il Volley Treviso, questa volta da zona 4 trova l'attacco vincente Massafelli. Ecco qui il replay, alzata in baga del libero, muro a 2, diagonale nell'angolino. Quelli sono gli attacchi più decisivi e più incisivi. 16-14, nuovo più 2, Volley Treviso, salto flot per il giocatore con maglia numero 9 Mattia Filippelli, diagonale di tutto braccio, bellissimo questo attacco di Giulio Benetazzo, di nuovo -1 Chioene. 16-15 parziale a favore di Treviso, del Volley Treviso. Guardate che bellissima diagonale, non è pronto in difesa Mattia Filippelli che cade all'indietro. Adesso il servizio nelle mani della Chione di Padova, salto flot per il giocatore Patavino Matteo Vigato, rigiocata, scambi, pallonetti, parte intensa e tira ancora di tutto braccio Giulio Benetazzo e ancora punto per il Volley Treviso. Finalmente di nuovo parità, 16-16, e adesso c'è il finale di set che si scalda. Dai ragazzi, aumentiamo, fateci vedere una bellissima pallavolo, fateci vedere un po' di spettacolo. Inizia anche a aumentare il sudore, vedete infatti che stanno asciugando le parti di campo che si sono bagnate, perché stanno provando a dare il massimo questi atleti in questa finalissima under 17 maschile. Ancora il servizio, vedete che si asciuga il sudore del giocatore di Padova Matteo Vigato. Primo tempo messo a segno da Milanese, bellissima giocata, guardate qui, Bonifante lo chiama in causa e primo tempo anticipato. Non fa tempo a capire Vigato cosa sta succedendo, la palla quando è veloce è veloce. 17° punto per il Volley Treviso che si porta in vantaggio +1 in questo terzo set. Al servizio, salto flot, tiene la ricezione della Chione di Padova, ma il muro di Treviso spegne la speranza di mettere a terra questo pallone da parte di Padova. Si riporta +2 la squadra guidata da Giovanni Cappelletto. 18-16, ancora in battuta Murillo Massafelli. Ancora il numero 17, Murillo Massafelli al servizio. Salto flot per lui, trova la zona di conflitto, infatti non riesce a tenere la ricezione, vi arriva una free ball per il Volley Treviso, vediamo se riesce a sfruttarla, la alza in zona 4, bellissimo questo attacco da parte di Edoardo Cunial. Guardate, chiama una palla corta e infatti si trova con muro a 1 e la chiude di tutto braccio. 19-16 parziale, si porta +3 il Volley Treviso, formazione guidata da Giovanni Cappelletto, l'altro coach Alice Biasini chiama subito time out per vedere di non far scappare il Volley Treviso in questo finale di terzo decisivo, forse set. Ricordiamo il parziale 2-0 a favore del Volley Treviso. Vedete Alice Biasini che sta dando delle indicazioni a muro al suo centrale Luca Stregliotto e fischia l'arbitro in seconda
Federica Frighetto per invitare le squadre al rientro in campo. Ricorda i 2 time out al coach Patavino, 2 time out chiamati dalla allenatrice Alice Biasini, uno da Giovanni Cappelletto. Al servizio per il Volley Treviso abbiamo Murillo Massafeli. 19-16 parziale a favore della squadra trevigiana in questo terzo combattuto set. Vediamo se Murillo, salto float per lui. Non tiene bene la ricezione Patavina, quindi alzata alta in 4, arrivano addirittura 3 a muro. Contrattacco del Volley Treviso che prova una palletta in lungolinea Cunial e trova il punto di precisione. Complimenti, bellissimo colpo. Guardate qui come fa un'intrarotazione, perché aveva probabilmente visto che lì la zona del campo non era per nulla coperta. 20-16 più 4 Volley Treviso, si sta avvicinando alla vittoria di questo terzo che potrebbe diventare il decisivo set. Al servizio ancora Massafeli, QN Padova, vediamo se riesce a interrompere questa serie di Treviso e magari mettere un po' di pressione alla squadra che sta appunto dominando questo set. C'è l'attacco da parte di Giulio Benetazzo, il muro trevigiano e il contrattacco. Adesso c'è la difesa e il contrattacco ancora di Padova, questa zona da zona 2, spigola la palla Matteo Vigato, scusate, Giovanni Favaro, e mette subito a segno l'attacco vincente, il muro vincente Volley Treviso, e si porta a più 5, a meno 4 dal 25 di questo terzo set. Massafeli al servizio, salto float per lui, sbaglia la ricezione Padova e non ci pensa 2 volte Cunial a chiudere di tutto braccio questo pallone. Sembra ormai che si sia rassegnata la squadra patavina a perdere questo set e anche la finalissima. Spero di no, chissà che avvenga un piccolo miracolo sportivo. 22-16 parziale più 6 per il Volley Treviso. Ancora al servizio Murillo Massafeli, salto float per lui, continua a tenere bene il servizio. C'è il primo tempo bellissimo che difende con la spalla il libero Gabriele Sicco, ma non riesce appunto a tenere il pallone, e quindi punto vincente di Luca Stregliotto. Ecco qui appunto il replay che avete poco visto. Interrompe questa serie positiva del Volley Treviso la QN, si porta a meno 5, 22-17 il parziale. Al servizio invece abbiamo Giovanni Favaro, salto float per lui, bellissima questa battuta tesa, buona la ricezione di Treviso che chiama in casa il suo opposto da seconda linea. Difesa e contrattacco di Padova, prova il pallonetto lungo linea vincente di Giulio Benetazzo, l'aveva cercata e l'ha trovata questa zona vuota. Guardatelo come spinge in quella zona perché sa che c'è un buco da sfruttare e lo sfrutta a pieno. Un'altra lunghezza rosicchiata all'avversario da parte di QN di Padova. 22-18 il parziale, si sta asciugando il campo perché il tuffo di Barbon ha lasciato una scia di sudore e i ragazzi appunto stanno cercando di dare il loro massimo. Ancora il servizio il numero 28 Giovanni Favaro, salto float per lui e trova l'ace su Gabriele Sicco, e infatti bellissimo servizio, guardatelo, un po' fermo nelle gambe, forse pensava che la palla scendesse, e stavo dicendo, e infatti chiama subito time out Giovanni Cappelletto, vuole subito interrompere sul nascere questo entusiasmo della QN Padova. 22-19 il parziale, vediamo se riesce ad interromperlo, se la QN crede nell'impresa di riaprire questo set. Sarebbe fantastico sportivamente parlando vedere che si riapre questo set. Giovanni Cappelletto sta dando delle indicazioni ai suoi giocatori, sta dicendo cosa fare e probabilmente cosa stare attenti per portare a casa questa finale. E c'è ancora il fischio dell'arbitro in seconda per richiamare le squadre in campo. Finiti i time out da entrambi i lati, infatti come vedete alla vostra sinistra avvisa del secondo time out l'arbitro in seconda Federica Frighetto, arbitro in prima invece è Sabrina Giorgio. C'è il servizio float di Giovanni Favaro, allora vediamo se lo fa giusto dopo il time out, visto che l'abbiamo detto. Benissimo Giovanni, buon servizio, buona registrazione di Treviso che prova il primo tempo, ma c'è la difesa e il contrattacco di Padova.
questa volta sulla palletta si fa trovare pronta Treviso che contrattacca, muro di Padova, finta il tocco, bellissima questa azione, guardate, c'è il muro, prova a fintare di toccare la palla però poi non la tocca e mette in confusione l'avversario, la Chione di Padova. Bellissimo questo scambio da parte di Matteo Sartore. 22-20, meno 2 da meno 6. Favaro continua a fare il servizio giusto e anche la copertura buona di Padova che contrattacca e trova un altro, termina out questo pallone. Sospiro di sollievo per il volley Treviso. Guardiamo qui il replay, fa un'extra rotazione un po' troppo accentuata, si dispera un po' l'occhione di Padova perché pentendo a terra a questo punto si sarebbe portata a meno 1 e la pressione sarebbe stata forte per il volley Treviso, che invece adesso si riporta a più 3 e va al servizio spin. Bellissima battuta di Cunial e contrattacco, attacco di Padova, muro di Treviso, free ball, copertura che viene bene per Padova, free ball per Treviso. Bonifante chiama in causa il suo capitano Barbon che in un pallonetto vincente corto trova il 24esimo punto. 4 le lunghezze di vantaggio per la formazione del volley Treviso, 4 match ball per la squadra guidata da Giovanni Cappelletto. Ancora il servizio Edoardo Cunial, vediamo se tirerà di tutto braccio con il suo servizio spin. Un attimo di pausa che si va a asciugare una zona del campo di Padova che si è bagnata col sudore dell'azione precedente. Come stavo dicendo, 2-7-0 per il volley Treviso, 24-20 parziale di questo terzo set, sempre a favore del volley Treviso, che è in battuta con Edoardo Cunial, giocatore che finora ha battuto salto spin. Vediamo se tirerà di tutto braccio cercando l'ace per chiudere subito questo match ball. Tira di tutto braccio, prende il nastro, ma c'è anche la buona ricezione di Padova che attacca ma non copre e il muro di Treviso chiude 25-20 questo terzo decisivo set e con un 3-0 la squadra guidata da Giovanni Cappelletto si aggiudica la finale under 17 maschile Regione Veneto 2021. Ecco qui l'azione finale, chiama la copertura, questo pallone cade e termina il match. Festeggiamenti al centro del campo per la squadra trevigiana che si aggiudica questa finale regionale, la prima di questa stagione. Vi ringrazio per aver seguito questo match, adesso seguiranno le premiazioni, però intanto vi facciamo vedere un po' di immagini in questo momento di festeggiamenti del volley Treviso. Partita tirata, bella, con scambi tecnici anche elevati tra queste due formazioni di spicco della Regione Veneto, la QN Padova e il volley Treviso. Società che da anni si ritrovano quasi sempre in finale nelle varie categorie maschili, visto la qualità del lavoro che continuano a mantenere, per fortuna, per la nostra pallavolo, per lo sport e per la possibilità agli atleti veneti di poter giocare, qualora ne avessero la possibilità, a un alto livello di pallavolo maschile. Adesso state vedendo qualche replay del terzo set. Sta allestendo qui per effettuare le premiazioni. Adesso, mentre voi state vedendo il replay delle variazioni del terzo set, gli atleti stanno salutando il pubblico, quindi io vi saluto, vi auguro una buona serata di questa domenica di sport. Ecco che mi inquadrano, vi saluto e vi auguro di passare una bellissima serata. Vi ringrazio di aver trascorso con noi questa gara di finale e ci vediamo alla prossima. Arrivederci a tutti.